Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Tutte le auto sono di pattuglia ma non riescono a ricoprire tutta la zona. Vediamo di mettere... Aspettate un attimo, mi sa che possiamo migliorare il nostro apparato. Distretto di polizia, questo potrebbe essere migliore, soprattutto, come dire... soprattutto più innovativo. Allora, per quanto riguarda il distretto di polizia, effettuiamo una bella differenza. Potete vedere che la stazione di polizia ha una frequenza delle volanti ogni 60 minuti. Ovviamente un tempo abbastanza rapido, però in confronto al distretto di polizia, dove vi è sia l'ispettore Gadget che Zenigata, con la frequenza di volanti ogni 30 minuti saremo molto ma molto più competitivi e molto più rapidi per coprire tutta la zona. Allora, vediamo di eliminare questa piccola centrale di polizia, ormai andata in malora. Vediamo un po' di eliminare innanzitutto il posto al nostro Zenigata e posizioniamo immediatamente un distretto di polizia in una zona consola della nostra città. Allora, vediamo un po', innanzitutto abbiamo completato la nostra missioncina, fa in modo di avere 5 criminali in libertà. Allora, vediamo un po' di posizionarla in un luogo abbastanza centrale della nostra città. Potete vedere che occupa abbastanza spazio perché ci saranno davvero tantissimi miglioramenti. Allora, 95.000 dollari, ovviamente mi sembra che anche essa aumenterà il livello del terreno, quindi sarà fondamentale per i nostri cittadini. Vediamo di metterla innanzitutto qui intorno. Perfetto, ok, adesso la copertura da parte della polizia è disponibile anche per i vicini. Vediamo un po' cosa succede qui intorno. Allora, ovviamente ci sono diverse potenzialità all'interno di questo stesso distretto di polizia. Abbiamo la possibilità innanzitutto di mettere un bel cartellone per dire che qui comandiamo noi, ovviamente i poliziotti. Eccolo qua, Police Department, guardate che figo. Allora, possiamo mettere innanzitutto dei parcheggi per le volanti. Spendiamo 30.000 dollari con 1.200 dollari l'ora di manutenzione per mettere ben 12 auto di pattuglia. Eccoli qua, possono essere messi a gruppi. Ma una cosa davvero molto importante, addirittura ho effettuato in precedenza delle partite nel momento in cui avevo l'influenza con un'altra cittadina che l'ho concentrata sul turismo, quindi sul gioco d'azzardo, e ho visto che un elemento molto particolare che aiuterà le nostre auto della polizia a intervenire immediatamente è appunto la torre di comando della polizia. Posizioniamola immediatamente al di sopra del tetto. La torre di comando della polizia permetterà ai nostri poliziotti di agire immediatamente. Potete vedere, più lontano arriva il segnale meglio è. Utilizza la torre di comando per aiutare le tue volanti a intervenire immediatamente quando è necessario. Ok, ovviamente sarà fondamentale per raggiungere tutte le aree all'interno della nostra mappa. È stato completato un altro obiettivo, perfetto. Adesso se le celle verranno completate, quindi verranno rese colme di criminali, vedremo di completare ovviamente la loro capacità di assumere uomini con l'aumento quindi delle celle di prigione agli ultimi piani e ai piani terra. Ma davvero un elemento fondamentale in ogni distretto della polizia è il centro anticriminalità. Sono dei particolari centri che permettono di viaggiare sia nelle scuole che nei parchi che nelle case dei cittadini per istruire quindi i primi valori della legge, per evitare quindi che diventino dei veri e propri criminali. Ne posizioniamo ben due, visto che costano parecchio. Con 60.000 dollari ne usciremo fuori, anzi ne posizioniamo per adesso, sì, per adesso due, molto bene, per evitare quindi che questo problema del crimine si espanda. Allora, vi faccio vedere anche gli altri potenziamenti. Nel momento in cui andremo avanti con il bilancio vedremo di posizionarli. Esiste l'ala investigativa, grazie alle volanti arresterai i criminali colti in flagrante, ma avrai bisogno di investigatori per condurre indagini più approfondite su larga scala. Gli investigatori parcheggeranno la loro auto di sorveglianza fuori dalle case dei furfanti per poi arrestarli. Vi ricordo che i criminali nella nostra cittadina, adesso vedremo un po' di individuarli, si rifugiano in determinate case come in determinati covi criminali. I nostri ispettori andranno immediatamente a trovarli a casa e ad arrestarli dentro casa con un vero e proprio mandato. Invece le nostre auto comuni interverranno immediatamente sull'asfalto e quindi nel momento in cui verranno colti ad effettuare il crimine. L'ultimo elemento e soprattutto quello più interessante, oltre all'ala investigativa, è la piattaforma della polizia. Essa garantirà quindi l'accesso agli elicotteri della polizia e quindi a veri e propri inseguimenti in aria. Potrebbe essere davvero un'ottima idea. Ok, allora dopo aver risolto anche questo problema, adesso i criminali al giorno diminuiranno. Vediamo un po' cosa succede nella nostra area industriale. Ci sono davvero tantissime, come dire, zone da eliminare. Vediamo un po' di farlo in maniera molto rapida. Vediamo di ricostruirle perché i nostri cittadini stanno aumentando rapidamente nella cittadina e la domanda dei lavori è davvero più alta di quanti cittadini si ritrovano. Quindi dobbiamo essere molto ma molto attenti. Vediamo per quanto riguarda il livello di educazione, stiamo completando per adesso la prima fase. Perfetto, vediamo vicino alla zona dell'acquaparco come sta andando. Ok, i cittadini stanno aumentando la loro densità all'interno della loro casa. Perfetto, vediamo di aggiungere qualche altro parco. Diamo un'occhiata alla mappa della popolazione. Perfetto, vediamo di aggiungere qualche altra cosa proprio nella parte nord della nostra città. Perfetto, allora aumentiamo la densità di questa popolazione. Vediamo se possiamo mettere qualche altra cosa. Dannazione, questo parco
ormai è ultimato. Vediamo un po' da questa parte. Perfetto, perché ovviamente questi parchi saranno fondamentali per far arrivare più cittadini in maniera molto rapida. Vediamo un po', qua possiamo aggiungerne un altro, molto ma molto bene. Ok, 33.000 abitanti, vediamo cosa succede. Mi sa che c'è qualche problemone, il deposito è pieno, maledizione, c'è qualche problema all'interno della nostra miniera di minerali, anche a quella di carbone mi sembra. Vediamo un po', dannazione, problema con il riciclaggio, mi sa che non funziona molto bene il riciclaggio nella nostra cittadina. Vediamo un po' di fare da soli, dannazione. Diamo un'occhiata, la nostra discarica sta andando bene, riposizioniamo i nostri camioncini perché è meglio ovviamente fare da soli. Perfetto. Vediamo cosa succede. C'è disponibile qualcosa nel nostro ministero del carbone. Sai che puoi migliorare questo quartier generale? Proprio così, tu pensa a vendere carbone o minerali e noi faremo il resto. Certo, amico mio. Ok, guadagna 350.000 dollari con i metalli, mancano 255.000. Wow! Vediamo un po' come sta andando all'interno dei nostri magazzini. Vediamo, stiamo esportando davvero alla grande. Ecco qua, abbiamo tantissimi minerali che non avevo selezionato, maledizione, il bottone addirittura esporta, quindi vediamo di essere più competitivi. Ok, eliminiamo queste zone, ecco qua, le macerie, vediamo se esistono altri edifici da eliminare perché ovviamente comprometteranno la nostra crescita. Perfetto, ecco in un altro, mi sembra che ce n'è ancora un altro, eccolo qui. Ok, vediamo un po' come sta andando con l'educazione. 372 studenti nella prima scuola, nella seconda 557, diamo un'occhiata nella scuola superiore 71, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Perfetto, vediamo un po'. Ah, dannazione, un'altra fabbrica andata in pezzi, maledizione, dobbiamo velocizzare quindi la crescita della nostra popolazione. Per quanto riguarda l'impianto delle acque reflue, ok, non c'è alcun problema per adesso. Residenziale raggiunge la media densità, ok, non ci sono problemi. La nostra felicità ovviamente bazzica sul 74%, i cittadini sono un pochino arrabbiati per la mancanza di compratori, ma questo ovviamente relegato alla nostra, come dire, a livello delle residenze. Però come potete vedere la nostra popolazione sta continuando ad arrivare nelle nostre zone. Perfetto, sono riuscito ad aumentare la nostra popolazione per quanto riguarda il reddito, ovvero ho aggiunto qualche altro parco nella nostra piccola cittadina in modo tale da spianare il terreno ai nostri cittadini, in modo tale da farli arrivare in massa. Però potete vedere che è scoppiato una sorta di incendio di massa nella parte sinistra della nostra città. Appunto i nostri pompieri non riescono a riprendere l'incendio proprio per il dannato traffico che ritroviamo qui intorno. Infatti mi sa che dovrò collegare in seguito una bella zona per il trasporto pubblico, quindi mi sa che dobbiamo intervenire in maniera molto rapida. Allora, innanzitutto vediamo di collocare una bella caserma dei pompieri grande proprio in questa zona, proprio nella parte superiore della nostra città. Costa circa 85.000 dollari e ovviamente viene sbloccata tramite, come dire, il modulo del municipio inerente ai servizi pubblici. Quindi adesso avremo la possibilità di accogliere numerosi camion dei pompieri. Vediamo innanzitutto nel momento in cui sarà attiva, ovvero nel momento in cui avremo il personale, di intervenire immediatamente, perché potete vedere che questi incendi non so come sia scoppiato, proprio i pompieri non sono riusciti a fermarlo immediatamente, ha distrutto tutta la nostra economia, ovviamente tutte le fabbriche, dannazione, e anche molte persone per evitare gli incendi si sono ovviamente ritirati, dannazione, quindi ovviamente il nostro salario al mese ne risente. Vediamo un po' che cosa succede, diamo un'occhiata. Sapevi che puoi avere garage per i mezzi NBCR? Ovviamente i mezzi NBCR sono quelli che andranno a spegnere come dire, gli incendi negli edifici industriali. Vediamo un po' cosa succede. Ecco finalmente addirittura l'elicottero della Noob 7, ecco che arriva per vedere un po' che cosa succede. Dannazione, non ce l'hanno fatta, maledizione, tutta l'intera città se ne sta andando a fuoco, maledizione. Dobbiamo aggiungere innumerevoli camion dei pompieri. Vediamo un po', perfetto, eccolo qua, garage dei pompieri. In seguito andremo a dare un'occhiata a tutte le altre funzionalità, però per adesso sarà necessario eliminare tutti questi dannati incendi. Ok, stanno per essere ricostruite nuove fabbriche, che questo maledetto traffico intensificato proprio nella parte sud della città, perché ovviamente i cittadini dalle loro residenze si avviano verso il lavoro. Quindi adesso avremo due cose importanti da effettuare: o collegare innanzitutto una zona di trasporto tram o una bella stazione degli autobus. Perfetto, innanzitutto vediamo di eliminare tutte queste dannate macerie, maledizione, tutti i nostri soldi sono questi, ovviamente tutta la nostra economia, vediamo di eliminarli, maledizione, proprio un brutto incendio. Ok, in seguito vedremo di eliminare la nostra stazione numero 1, addirittura un altro incendio in mezzo alla città, diverse residenze, proprio questo dannato impianto antincendio non riesce a funzionare molto bene. Vediamo che cosa ci dice: il servizio antincendio è lento, i tuoi camion dei pompieri non sono riusciti a fermare un incendio, maledizione. Eccone altri, ecco che salta addirittura in aria un'altra casa, maledizione, 19
9 incendi al giorno, ovviamente è un numero che è incomprensibile, quindi vediamo adesso di regolare il tutto. Una bella caserma dei pompieri sarà fondamentale per evitare tutti questi problemi. Ok, la nostra economia si sta riprendendo con le nuove industrie che sono riuscite a migliorarsi, infatti adesso daremo un'occhiata a cosa accade. Perfetto, vediamo se qualche industria è riuscita a raggiungere la media densità, vediamo un po', per adesso ancora no, eccola qui. Miglioriamo le strade per aumentare la densità dei nostri uomini. Non ci sono lavoratori, dobbiamo chiudere, ovviamente dobbiamo attendere ancora qualche attimo prima che iniziano ad arrivare persone nella nostra cittadina. Ok, perfetto, adesso il problema degli incendi sta per essere risolto, adesso anche qualche altro piccolo, come dire, cinema nella parte nord della città ha preso fuoco, dannazione, vediamo di eliminare quello che ovviamente non è necessario. Perfetto, qualche altra piccola casa, ok, qualche piccola residenza. Diamo un'occhiata però alla nostra caserma dei pompieri grandi, ovviamente dopo un bel cartellone per indicare che qui andranno a stare pompieri, eccola qua, Fire Department. Avremo la possibilità di collegare il nostro garage per camion dei pompieri, ovviamente standard, disponibile anche nella vecchia caserma, come dire un ufficio del comandante dei vigili del fuoco, perché ovviamente esso eliminerà la possibilità degli incendi, quindi spiegherà ai cittadini come utilizzare gli elettrodomestici e così via, in modo tale da eliminare i problemi. In seguito anche il garage per i mezzi NVCR, per eliminare quindi gli incendi tossici nelle nostre industrie. Ovviamente questo accadrà quando avremo un livello di educazione più elevato. E in seguito anche l'elipiattaforma, estingue gli incendi in un colpo di pala di elicottero, assicurati di avere abbastanza torri idriche a disposizione. Mamma mia, perché consuma moltissima acqua. $60.000 però 1.400 addirittura di come dire, soldini l'ora. Questo potrebbe essere davvero un'ottima mossa, quindi vedremo innanzitutto adesso di eliminare la piccola stazione di pompieri che avevamo nella parte nord, eccola qui, per evitare quindi di andare sotto col bilancio, e collochiamo un bel elicotterone nella parte nord della nostra città. Eccolo qui, vediamo un po', olè, perfetto, questo impianto vedrà di eliminare immediatamente tutti i problemi nella nostra cittadina inerenti agli incendi. Ok, per quanto riguarda l'acqua come siamo messi? Perfetto, stiamo andando alla grande, abbiamo la nostra bella pompa idrica che se la sta cavando molto ma molto bene. Ok, per quanto riguarda l'estrazione come stiamo andando? $195.000, quindi mi sa che abbiamo guadagnato ancora qualche altra cosa. Nel mese di ottobre siamo riusciti a raggiungere a occhio e croce una, come dire, circa $250.000 di introiti, ancora non sono riuscito a guardare il tutto, quindi ce la stiamo cavando molto ma molto bene per quanto riguarda l'esportazione delle nostre materie prime. Ok, vediamo di eliminare questo piccolo complesso ormai in macerie, perfetto. Vi ricordo che uno dei tanti modi per aumentare la felicità dei cittadini e quindi per far arrivare in città nuove persone è quello di costruire i parchi inerenti al reddito dei cittadini stessi. Per esempio, collochiamo un bel parco con vialetti ondulati e esso aumenterà la densità, come potete ben vedere, della nostra popolazione. Quindi adesso nel prossimo gameplay vedrò di aumentare adesso la popolazione, come dire, in maniera rapida, così avere un livello elevato per quanto riguarda la nostra popolazione e soprattutto per migliorare la nostra industria. Potete vedere che c'è qualcuno ancora che ha bisogno di lavoratori, questo perché la domanda del lavoro è cresciuta ancora prima della domanda dei lavoratori. Certo, questo poteva anche succedere il problema contrario, però vedremo di risolverlo in maniera molto rapida. Vediamo di scoprire tutte le zone disponibili, perfetto. Ci sono sempre problemi inerenti allo smaltimento dei rifiuti, quindi vi chiedo ragazzi, qualcuno se mi possa aiutare con questo problema dei rifiuti, visto che i nostri camioncini non riescono a ritirare il tutto. Ma per quanto riguarda i rifiuti intendo il riciclaggio, visto che io il riciclaggio non ne ho iniziato, probabilmente è stato iniziato nella nostra città e adesso si ritrovano tutti questi rifiuti, quindi prego qualcuno di intervenire per recuperare tutti questi rifiuti, altrimenti vedrò io se nei prossimi 2 o 3 giorni non arriverà questo, come dire, questo risultato, vedrò di costruire una centrale del riciclaggio. Allora, vediamo intanto cosa succede nella parte nord. Ok, tutte queste residenze vediamo di migliorarle. Qui sarà necessario un bel parco base, vediamo di mettere innanzitutto un campo medio con parcheggio, anzi un parco piccolo con parcheggio, migliorato necessariamente con un altro bel acquapark. Vediamo un po' di far divertire questa piccola fascia di popolazione. Ok, sta aumentando anche la nostra domanda. Ok, perfetto, vediamo un po'. Bene, per quanto riguarda il traffico diamo un'occhiata, adesso sta migliorando, mi sa che dovremo però più avanti collegare una bella stazione degli autobus, soprattutto nella parte sinistra della città, però adesso una cosa importante da fare sarà quello di aumentare il reddito della popolazione per incrementare quindi gli introiti provenienti dalle tasse. Perfetto, mi sa che abbiamo guardato abbastanza la nostra bella cittadina, abbiamo migliorato il tutto anche con la nostra caserma dei pompieri, volevo vedere il piccolo elicottero in azione, però mi sa che non ci saranno più incendi per adesso. Vediamo un po' per quanto riguarda la nostra sezione degli incendi. Eccola qui, 20 incendi bruciati al giorno, ovviamente si riferisce al giorno precedente, però per quanto riguarda
come dire, l'ambito della criminalità ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ci sono 25 criminali al giorno e ne vengono arrestati ben 22. Vediamo per quanto riguarda la nostra educazione. Potete vedere che nell'ambito di qualche minuto siamo arrivati al secondo livello di educazione. Tutti gli uomini nella nostra città sono stati iscritti nelle loro istituzioni, quindi come dire nelle loro istituzioni scolastiche. Adesso il prossimo passo sarà una bella scuola professionale proprio vicino alle nostre industrie per aumentare il livello tecnologico e soprattutto ridurre l'inquinamento, perché esso soprattutto ridotto aumenterà la felicità dei nostri cittadini. Potete vedere che sempre con la costruzione di parchi, poco fa ho costruito un bel parco proprio vicino a questa residenza, adesso sta per evolversi in una casa a una densità più elevata. Quindi adesso possiamo andare a visitare finalmente un'altra piccola cittadina, addirittura stanno costruendo già una grande opera. Mamma mia ragazzi, vedrò di aiutarvi soprattutto e contribuire nella costruzione dell'arcologia, se sarà quella che avete scelto. L'arcologia ve l'ho spiegata nei video precedenti, ovviamente ha delle caratteristiche che riguardano gli studenti, ma soprattutto i turisti e i lavoratori, quindi sarà fondamentale perché creerà lavoro. Però ovviamente ha bisogno di tutti i rappresentanti di questa piccola parte della regione, ovvero stiamo parlando di Barbary Coast, di New Alexandria, di Terra dei Cachi, mamma mia, in seguito di Franciscolandia. Tutte insieme andranno a contribuire per la costruzione dell'arcologia. Adesso, nel momento in cui risolverò il problema della popolazione, arriverò circa 50.000 abitanti, costruendo sempre il sistema dei parchi nelle particolari zone residenziali. Aiuterò la popolazione della mia regione, anzi i giocatori della mia regione, con praticamente una sorta di concessione, un approvvigionamento di metallo e leghe, visto che ci siamo specializzati nell'estrazione. Per quanto riguarda le TV mi sa che dovrà provvedere qualcun altro, visto che per adesso noi non credo di poter affrontare questo sistema della tecnologia, visto che abbiamo per adesso qualche problema col bilancio, visto che la nostra economia è cresciuta prima dei nostri lavoratori. Comunque l'arcologia è stata designata dai nostri cittadini, dai nostri giocatori. Anche io sono molto felice per aver iniziato questa nuova grande opera. Andiamo a vedere un po' New Alexandria di Rubendos, quello che sta combinando questo ragazzone. Abbiamo visto che la sua città si sta evolvendo per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione, ed è anche grazie a lui che i nostri cittadini all'inizio proprio della nostra città hanno imparato a scrivere e a leggere. Quindi vedremo un po' proprio da vicino quello che ha costruito per capire più o meno come è stata settata. Eccoci arrivati a New Alexandria. Potete vedere che si è espansa in maniera diversa, ovvero si è concentrato in modo particolare sull'alta densità. Potete vedere diversi grattacieli, ovviamente una popolazione di 226.000 abitanti, anche qualche elemento inerente al turismo stesso, un centro espositivo. Esso aumenterà soprattutto i suoi guadagni grazie agli eventi organizzati al suo interno, che ovviamente produrranno in modo particolare introiti. Però vediamo quello che ci interessa. Per quanto riguarda l'educazione, il suo livello tecnologico è abbastanza elevato, più o meno lo stesso livello che io avevo su Lucretown, una città davvero molto ben composta che sfrutta una sorta di come dire, conformazione che avevano i vecchi teatri greci. Guardate un po' come è stata realizzata proprio sulla rampa autostradale che offre questa sorta di accesso alla città in questa maniera. Potete vedere che nella parte destra è stato realizzato il complesso dell'università, soprattutto anche il complesso un'università che si basa in modo particolare sull'ingegneria. Vediamo un po', eccola qui proprio la facoltà di ingegneria, e in seguito anche le diverse scuole come quella appunto superiore, le scuole elementari, ma anche la scuola professionale, che migliora notevolmente come dire le industrie. Ovviamente le industrie sono state migliorate, ovviamente inquineranno meno. Eccole qui già le prime industrie, Plagio Corporation, eccole qui, molto più innovative delle nostre, che per adesso utilizzano una tecnologia abbastanza rustica. Guardate addirittura il suo impianto dei pompieri, abbastanza simile al nostro, abbastanza migliorato proprio per ricoprire tutte le necessità della popolazione. Ok ragazzi, dopo aver dato un'occhiata anche ad altri giocatori, guardate che figa, attenzione, eccola qui, mi sembra una bella scultura al di sopra di questo piccolo monumento. Eccolo qui, un altro monumento molto particolare, eccolo qui, questo qui, addirittura denominato edificio Copan, molto particolare perché permette di incrementare anche il turismo. Quindi una città un po' duplice, diversa dalla nostra, però anch'essa molto produttiva, non basata sull'estrazione né di minerali né di carbone, ma invece basata sia sull'educazione che, come dire, sul turismo. Probabilmente il carbone che verrà prelevato, eccolo qui, accetta consegne globali di carbone, e sicuramente saremmo noi stessi a fornire il carbone a questa città, esportando quindi tutte quelle tonnellate. Quindi spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay. Adesso ritorneremo nella nostra piccola cittadina. Vi ripeto, mi dispiace per questi ultimi 7 giorni che non sono riuscito a caricare alcun gameplay. Comunque vedo che ci sono anche richieste per quanto riguarda il gameplay di Formula 1 2012. Vedrò adesso di riprendere
riprendere per quanto riguarda Formula 1, di continuare quello che avevo effettuato a Monza, devo ancora continuare per quanto riguarda la strada dell'assetto, devo solo sistemare qualche piccolo particolare e nel momento in cui tutto sarà pronto vedremo un po' di destreggiarci anche nel circuito di Monza. Credo di completare quindi la zona delle qualifiche entro domani, quindi nei prossimi 4 giorni arriverà il gameplay di Formula 1 2012. Intanto vedremo un po' di continuare la nostra avventura su SimCity, visto che adesso la città sta iniziando a prendere forma. Fatemi sapere quello che ne pensate, appunto di questo gameplay, magari se avete qualche consiglio per quanto riguarda la nostra cittadina, se posso effettuare qualcosa di diverso, magari aggiungere qualche particolare zona, ovviamente come per esempio la zona degli autobus o magari una bella stazione ferroviaria se c'è la possibilità, e tutte delle particolari osservazioni che ovviamente fanno sempre piacere. Quindi lasciate un bel commento e ciao a tutti ragazzi da Edward Van Helgen.